Aumento dei costi delle materie prime, bolletta alle stelle di gas ed energia e adesso una tremenda siccità che sta mettendo in ginocchio tutto il comparto agricolo. Forte la preoccupazione di Coldiretti. Che vuol dire mettere a rischio le produzioni del 2022, per cui dover dipendere ancora una volta dal mercato, e con questi prezzi sicuramente le aziende vanno in difficoltà. È una siccità che mette in difficoltà tutti i settori. Il comparto cerealicolo, consideriamo che in questa zona i cereali vengono reimpiegati nelle aziende zootecniche, per cui vuol dire mettere effettivamente in difficoltà la produzione di carne e di latte. Tra l'altro c'è anche da considerare il discorso proprio di portata dell'acqua, a cominciare dai canali principali che sono quelli legati al Brenta. Sono state sospese alcune irrigazioni per almeno una decina di giorni e questa cosa certo non fa bene. Sì, diciamo, tra l'altro speriamo che sia una soluzione che basti 7 giorni o 10 giorni. Il problema è che in questo periodo chi ha seminato in marzo il mais si trova col mais che inizia a fiorire e ha necessità di acqua. La Regione non ha ancora risposto però alla richiesta di aprire anticipatamente la diga del Corlo. Sì, ho visto anch'io che effettivamente non c'è ancora una risposta. Io ritengo che queste pianificazioni devono essere fatte anzitempo. Questo caso di siccità ci deve far riflettere e pianificare per tempo tante soluzioni.